Dopo anni di carestia nei finanziamenti destinati alla viabilità stradale dell'ex provincia regionale di Agrigento, arrivano finalmente le risorse tanto attese. Tra questi circa 14 milioni di euro per le strade dei Monti Sicani, comune capofila Bivona, strade provinciali 61, 18, 32, 34, 35 che si intersecano con la strada statale 189, inseriti nella deliberazione della Giunta regionale nell'ambito delle risorse del POFES 2014-2020, denominate Strategie Aree Interne Sicane, dette SNAE, e che individua nel libero consorzio l'ente attuatore e la stazione appaltante. In merito ai nuovi finanziamenti in essere abbiamo sentito l'ingegnere del libero consorzio Michelangelo Di Carlo. Da parte della regione siciliana ci sono dei fondi, circa 50 milioni di euro destinati alla viabilità e alle scuole provinciali. Di questi 50 milioni circa 30 milioni verranno spesi per le strade e circa 20 milioni per le scuole. Questi soldi verranno distribuiti in 5 anni ed erogati man mano che si va avanti con i progetti. Quindi abbiamo fatto un programma quinquennale e quindi ci sono circa 10 milioni all'anno da spendere per strade e scuole. Su questo noi già abbiamo elaborato dei progetti di accordo quadro da mandare in gara non appena i primi, per quanto riguarda l'annualità 2021, da mandare in gara non appena approviamo, spero entro fine marzo, il piano triennale, e quindi ci sarà una costante manutenzione della rete stradale in base all'esigenza del periodo, perché spesso noi magari facciamo un progetto in una strada, poi i lavori si fanno dopo 3 anni e quindi sono cambiate le condizioni al contorno, mentre invece così possiamo operare per mantenere costantemente in sicurezza la rete viaria provinciale. Nello stesso tempo, con la stessa tipologia, ci sono dei finanziamenti sempre su base quinquennale da parte del Ministero delle Infrastrutture. I primi soldi sono arrivati già l'anno scorso ed era un finanziamento quinquennale di circa 12 milioni da distribuire sempre in 5 anni, quindi 2 milioni e 2 circa ogni anno. In più questo è stato integrato con un ulteriore finanziamento di 7 milioni e quindi abbiamo una disponibilità maggiore di risorse. Attualmente siamo in questa situazione, possibilmente se continua questa politica di interventi nelle strade, noi man mano andiamo facendo vari progetti, abbiamo una notevole produzione di progetti e per cui se ci saranno altre opportunità noi siamo costantemente sul pezzo per cercare sempre nuovi finanziamenti. È una buona notizia, finalmente dopo anni di carestia, insomma, le strade provinciali ritornano a essere transitabili perché la situazione era veramente drammatica. Spero di sì, spero che si mantenga sempre un target abbastanza elevato per quanto riguarda chiaramente i soldi non saranno sufficienti per fare d'oro la viabilità, perché le strade, noi gestiamo circa 1300 km di strade, però indubbiamente cercheremo di mantenere in sicurezza tutte le strade.